24 ore su 24. Le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com, e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale. Si è tenuto ieri a Roma l'atteso tavolo di confronto tra istituzioni, sindacati e ENI. Un incontro che ha dato buoni risultati, in quanto il governo si è fatto garante dei punti essenziali che riguardano Porto Marghera. Sulla questione è intervenuto anche il governatore del Veneto, Luca Zaia. In particolare, ha affermato, abbiamo preso atto della volontà dichiarata di procedere a una cassa integrazione a stipendio pieno, di riaprire al termine di questo periodo gli impianti e di garantire anche dopo il 2014 investimenti strategici dell'ENI a Porto Marghera. Credo che siano stati preziosi la sintonia tra le istituzioni e il lavoro del sottosegretario Gianni Letta. Il Veneto e la provincia coreana di Gangwon hanno sottoscritto ieri a Palazzo Balbi un'intesa per l'amicizia e la collaborazione. Il documento è stato sottoscritto per la regione italiana dall'assessore al bilancio Roberto Ciambetti e per la provincia coreana dal vicegovernatore Kim Sang-pyo. Presenti i rappresentanti di Confindustria Veneto, Veneto Promozione, Veneto Nanotech, Veneto Innovazione e Veneto Sviluppo, oltre agli esponenti coreani del Dipartimento Industria della Conoscenza, Economia e Costruzioni e dell'Ufficio Cooperazione Internazionale. È nostra intenzione, ha affermato l'assessore Ciambetti, favorire il massimo interscambio dai settori del commercio e dell'economia alla scienza, alla tecnologia, dalla pubblica amministrazione al sistema sociale, dal turismo all'agricoltura, dall'ambiente alla cultura, dallo sport all'istruzione. Sì, è fondamentale per rendere più efficace la nostra lotta contro l'evasione fiscale, per restituire alla società civile quello che le è stato indebitamente sottratto e per anche consegnare alle generazioni future una società più equa e più giusta. Nell'ambito dei controlli economici del territorio, nella nostra rete è finito recentemente, tra i tanti, anche questo falso dentista che ingannava non solo lo Stato in termini di evasione fiscale, ma anche l'ordine degli odontoiatri in termini di concorrenza sleale ed infine chiaramente le centinaia di pazienti, aveva oltre 300 pazienti, centinaia di pazienti, ha considerato che lui non aveva alcuna abilitazione, alcuna autorizzazione ad esercitare la professione. È finito nella rete in relazione al suo tenore di vita, perché il suo tenore di vita era nettamente superiore, volava a una velocità molto più elevata rispetto ai redditi dichiarati quale lavoratore dipendente, 1.000 euro al mese. Coerentemente con il suo status di abusivo non deteneva la benché minima documentazione fiscale. Chiaramente adesso dovrà restituire allo Stato tutti i soldi che ha evaso, unitamente alle sanzioni che verranno applicate, e non potrà più ingannare i cittadini, i pazienti, e nemmeno attuare la concorrenza sleale nei confronti di coloro che rispettano le regole, gli odontoiatri che hanno l'abilitazione, che hanno la professionalità. Con la finanziaria dello scorso settembre una nuova raffica di tagli si sta abbattendo sul trasporto pubblico locale. I sindacati lanciano l'allarme: se non si mettono in campo delle soluzioni alternative, il 2012, dicono, sarà un anno di lacrime e sangue per pendolari, lavoratori e cittadini. Se oggi saltano le coincidenze, dal prossimo anno non ci saranno più le corse. Le segreterie di tutte le sigle sindacali del comparto hanno indetto una serie di iniziative di protesta. Domani facciamo un primo presidio sindacale sotto Palazzo Ferrofini, sede della Giunta e del Consiglio regionale. Incontriamo il Presidente del Consiglio e i capigruppo, chiediamo che l'assestamento non può più aspettare e poniamo ormai anche le basi di una riflessione sull'anno 2012, perché tra tagli e mancanza di risorse corriamo il rischio che sia un anno orribile per il trasporto. Ecco, poi ci sarà anche uno sciopero. Sì, abbiamo previsto di far sciopero il 12 dicembre
la prima data utile che possiamo collocare una giornata di sciopero, ma speriamo ovviamente che la politica si muovi e provi a dare risposte di riordino del sistema, del settore e di rilancio e potenziamento del TPL. Un sottopasso di 24 metri e mezzo di lunghezza per un'altezza di 2,40 metri, una galleria larga 3 metri per i pedoni e le biciclette, una di 6,40 metri per i veicoli. È il nuovo tunnel d'uscita dal garage comunale di Venezia, ultima infrastruttura per il riordino della viabilità di Piazzale Roma e che permetterà a circa 1500 auto ogni giorno di lasciare il capoluogo lagunare senza transitare per la già super trafficata prima piazza di Venezia. D'Annunzio termina il fantasma. Dal 2010 non atterrano più voli passeggeri. Ultima ad andarsene Ryanair, che si è trasferita al Caltullo di Verona. Tutti i particolari su Industria e Finanza. 24 ore su 24. Le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadel-veneto.com e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale.